Si dice che un uomo in una strada di periferia fu pestato selvaggiamente, poi lasciato su un cavalcavia. Gli rubarono tutti i soldi, documenti e mercanzia. Era già mezzo morto quando quei balordi scappavano via. Lo vide il sindaco del paese, ma fece finta di niente e si girò verso le luci accese. E passò anche un prete, poi un dottore ed un contadino, ma pure loro tenevano un gran da fare col telefonino. Perché a me, perché a me, perché a me, ma perché proprio tocca a me? Perché a me, perché a me, perché a me, ma perché proprio tocca a me? Dopo un po' per quella strada passò un rappresentante. Stava pensando ai fatti suoi, pensava forse ad un cliente. E vide l'uomo ferito e senza pensarci tanto se lo carico su. Pure lui aveva un gran da fare, ma non se ne preoccupò. Perché a me, perché a me, perché a me, ma perché proprio tocca a me? Perché a me, perché a me, perché a me, ma perché proprio tocca a me? Tutto il mondo è pieno di gente nei guai, se non voglio essere quel sindaco o quel prete o quel dottore, mi dirò che tocca a me, tocca a me, tocca a me, ed ora proprio tocca a me. Tocca a me,